È durato 2 ore il vertice sull'emergenza migranti in Sicilia, in particolar modo a Lampedusa. Per il governo presenti il premier Giuseppe Conte, i ministri Lamorgese, Guerini, Gualtieri, De Micheli e Di Maio in collegamento Skype. Dall'altra parte il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Presente alla riunione anche il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Per il governatore della Sicilia Musumeci restano ancora diversità di vedute con il governo che ha proposto alcune iniziative, ma slegate da un calendario al di fuori di scadenze precise. Musumeci afferma: abbiamo aperto una breccia in un muro di cemento armato. Abbiamo detto che tutti gli hotspot vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo, per Musumeci, c'è la volontà di svuotare quello di Lampedusa, accreditando questo intervento addirittura nei prossimi giorni. Per il premier Conte siamo consapevoli delle difficoltà che stanno vivendo a Lampedusa in Sicilia e delle necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà, ma sappiamo anche che il fenomeno è complesso da sempre e non bastano gli slogan per affrontarlo, ma sono necessarie le iniziative a vari livelli, gli interventi sinergici ben coordinati. Questo quanto affermato il premier Conte al termine del vertice sull'immigrazione con il governatore Nello Musumeci. Intanto sulla vicenda interviene anche l'onorevole Giusy Savarino, affermando sull'incontro di ieri come finalmente, grazie alle pressioni e alla determinazione del presidente Musumeci, il premier Conte ha convocato un tavolo nazionale schierando i suoi ministri per affrontare, speriamo di risolvere, un'emergenza sanitaria umana che sembrava vedessimo solo noi. La Savarino continua: finalmente sentiamo parlare di svuotare l'hotspot, di aiuti economici a Lampedusa, soffocata da un problema troppo grande, dei suoi 20 km quadrati, ma direi anche più grande dei 25.000 della Sicilia. L'assenza di Roma e dell'Europa ha pesato e pesa sulla gestione dei migranti, resa pericolosa dall'emergenza contagio in piena pandemia, come confermato dalle 150 pagine di dossier depositate sul tavolo romano dall'assessore alla salute Razza. Rimangono diversità di vedute con il governo, che ha proposto alcune iniziative ma slegate ad un calendario, quindi al di fuori di scadenze precise. Abbiamo dimostrato con i documenti che l'hotspot di Lampedusa e sostanzialmente tutti gli altri centri di accoglienza vanno chiusi, vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo c'è la volontà di cominciare con quello di Lampedusa. Abbiamo chiesto di non portare più navi ONG nei porti siciliani e nei porti italiani, perché è il momento che anche l'Europa adesso faccia la propria parte. La Sicilia si fa carico dei migranti che arrivano con i barconi o con i barchini ed è già un grande risultato. Siamo contrari all'ampliamento degli hotspot ovunque si trovino nell'isola. Abbiamo detto con franchezza che Lampedusa soffre un momento di particolare gravità e di tensione sociale che va contenuta e neutralizzata. Il governo ha assicurato iniziative di carattere economico e finanziario a sostegno della comunità di Lampedusa. Se le parole diventeranno fatti, lo vedremo nei prossimi giorni.